programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo Apo VF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Prodotti tipici, prodotti del territorio, ristorazione, tutto questo oggi fa rima sia con la nostra trasmissione ma con Electrolux Professional. Siamo a Pordenone all'interno di questo Innovation Center davvero da non perdere. Perché? Ce lo spiega intanto questa signora Emma Corocher, responsabile del marketing Italia di Electrolux Professional, e che oggi accoglie una trentina di ristoratori del Triveneto, anche stellati Michelin, e il consorzio del Radicchio di Treviso, Rosso di Treviso IGP e Apo VF. Perché? Lo scopo principale appunto di questa struttura è quello di fare formazione a tutti i livelli, giornalmente, settimanalmente, tutti i giorni dell'anno. Parliamo di forni, ovviamente i forni di ultima generazione, il touchline lanciati l'anno scorso, parliamo di abbattitori, parliamo di decongelatori, ma non soltanto per quello che riguarda la parte che fa caldo delle macchine, cioè la parte relativa alla cottura, ma anche per quanto riguarda il freddo, per quanto riguarda il lavaggio delle stoviglie, eccetera, eccetera. È vero che esistono dei forni, e lo dico perché me lo ha raccontato prima, con delle ricette già incorporate. Questo in pratica aiutano anche lo sviluppo poi e la valorizzazione della materia prima. Assolutamente sì. Il Touch, che è appunto l'ultimo gioiello di casa Electrolux, lanciato un anno fa circa. Quindi il forno esce con delle ricette preimpostate e è dotato di un pannello di comandi tipo, tanto per darvi un esempio, un iPhone, un telefonino, quindi ha tutti i quadratini con la foto delle ricette, si sceglie per categoria, si vanno nelle carni rosse o carni bianche, scegliamo le carni bianche, il pollo si schiaccia, ovviamente si inserisce nel forno il prodotto e il forno parte da solo automaticamente. Certo, quindi l'evoluzione, la ricerca, l'innovazione in questo senso è dare facilità d'uso ovviamente allo chef, e con la facilità poi si è anche più veloci, si riesce anche a rispondere, immagino, meglio ovviamente alla sala. A risparmiare e a lavorare meno, perché la qualità della vita oggi non è lavorare meglio, ma è lavorare meno, chiaramente facendolo bene. Allora, io la ringrazio davvero della sua testimonianza, della sua cortesia, e ovviamente tra poco vi racconteremo di non dare mai per scontato nulla con il Radicchio Rosso di Treviso, perché se è citato in questo modo deve essere solo IGP, altrimenti ci sono sanzioni che partono dai 4.000 euro in su. Ne parliamo tra poco. Ascotrade è la società del gruppo Ascopiave divenuta punto di riferimento del territorio per la fornitura di gas, energia elettrica e pannelli fotovoltaici. Questo grazie al servizio reso per rispondere ad ogni esigenza energetica, con tariffe trasparenti e competitive, personale competente ed esperto e con una diffusa presenza di sportelli. Ci sono almeno 3 buoni motivi per scegliere le offerte di Ascotrade. Uno sconto del 10% sul prezzo dell'energia elettrica, un unico referente per le forniture di gas ed energia elettrica, e per la clientela domestica il prezzo del gas garantito dal servizio di tutela dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas. Rivolgersi ad Ascotrade significa essere seguiti da un'azienda affidabile e concreta, con oltre 350.000 clienti nel nord Italia, e significa anche avere un referente unico in grado di farvi risparmiare sulla bolletta e sui consumi di energia elettrica e gas. Per ridurre le spese energetiche è importante impiegare al meglio la lavastoviglie. Prima di avviarla assicuratevi che sia a pieno carico e di scegliere il programma più adatto. E rieccoci ancora all'interno di questo Innovation Center dell'Electrolux a Pordenone per raccontarvi una bella storia di collaborazione, una bella storia di promozione del territorio. Consorzio del Radicchio, il presidente Paolo Manzan, consorzio del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco Veneto IGP, e il procuratore generale Domenico Dalbò di Apo VF, questa associazione di produttori ortofrutticoli Veneto Friulana. Cosa hanno fatto, cosa stanno facendo? Incontrano
degli chef del Triveneto, una trentina, anche stellate Michelin, per portare un messaggio a loro. Quale messaggio, Presidente? Tantissimi ristoranti si fregiano nei loro menù del nome Radicchio Rosso di Treviso, Variegata di Castelfranco e poi magari acquistano prodotto che tutto ha magari come conformazione, però non è il vero radicchio di Treviso. Abbiamo avvisato appunto anche delle sanzioni che ci sono e sono sanzioni direi anche salate e partono dai 4.000 euro in su. Quindi se in un menù viene scritto risotto al radicchio di Treviso e poi si scopre che loro non hanno comprato del radicchio IGP, scatta la sanzione? Scatta la sanzione, abbiamo 2 agenti vigilatori che sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti, quindi non hanno le pistole ma hanno il blocchetto del verbale, per cui dove troveranno qualcuno che scrive appunto nei loro menù questa denominazione e non ha la tracciabilità nelle fatture di acquisto, automaticamente scatterà poi verbale la sanzione. ApoVF crede nei prodotti certificati, nei prodotti che parlano con la voce sapiente del territorio. Sì, ApoVF punta tutto sui certificati. Infatti, oltre al Radicchio Rosso di Treviso, c'ha altri marchi come l'asparago bianco di Cimadolmo, l'asparago di Badoere, la pera tipica di Venezia, il kiwi del Veneto, quindi è sempre puntato su questi marchi perché con il territorio, essere alleati del territorio è vincente anche per i prodotti. Il business territorio si regge sempre su 3 gambe, che è una quella dei produttori, uno quello dei consumatori e uno quello della distribuzione. La distribuzione parte sia dalla grande distribuzione, la piccola distribuzione, la distribuzione organizzata, ma i ristoratori fanno parte della distribuzione, quindi è importantissimo essere qui oggi. Allora, io la ringrazio davvero per quanto ci avete raccontato e tra poco allora chiederemo anche a un ristoratore cosa ne pensa di questo progetto. Lo faremo dopo questo servizio di cronache trevigiane. A tra poco. Una vera scoperta archeologica, almeno per il valore culturale, quella che ha fatto trovare in un magazzino deposito delle edizioni Mursia ben 700 copie del libro Il Regno sul fiume di Enzo De Mattè. Il trevigiano De Mattè, con questo libro per ragazzi, ambientato tra Casiere e Dossone in riva al Sile, vinse 35 anni fa anche un premio nazionale bandito proprio da Mursia e dal Corriere dei Piccoli, dove pubblicò il racconto a puntate. Oggi tutto questo diventa un progetto scuola voluto dall'ente parco regionale del fiume Sile, come ci spiega il vicepresidente Eric Zanatta. Per noi è stata una bella esperienza perché cercavamo il manoscritto originale per ripubblicarlo e da un magazzino impolverato, come hai detto, è saltato fuori queste 700 copie che abbiamo subito preso al balzo e le abbiamo portate a casa. Trasformando questo libro in un vero progetto scuola. Progetto scuola perché ci ha appassionato e quindi in primis tutto il comitato esecutivo ha promosso questa iniziativa che oggi qui abbiamo concretizzato e inizierà questo percorso formativo con le scuole. Stefanato, cosa le ha regalato questo testo, questo libro? Prima, quando stavo parlando di questo libro, ho fatto qualche passaggio, la signora, la figlia dello scrittore, mi ha detto di parlare della bronza del bambino che non sapeva nuotare. Mi sono commosso perché l'ho letto e l'ho riletto questo libro. Più di qualche volta mi commuovevo. Difatti io quando navigo sul Sile e passo in quella località dove lui parla, tratta appunto il volume, il ragazzino, via, io spiego appunto agli scolari che c'è un libro di narrativa scritto dal professore Enzo De Mattè che bisogna portarlo sulle scuole per far rivivere il fiume, il nostro fiume, in questi paesi rivieraschi. Ma sentiamo proprio Enzo De Mattè, autore del Regno sul fiume, come ricorda il Sile 35 anni fa. Voglio dire, erano poveri, diciamo, ma ricchi di umanità, compresi i genitori. E mi ricordo quando la domenica andavo con la mia famiglia anche lungo il Sile mi vedevano tutti, ma dico tutti i barcari di allora, perché contenti del modo come della rappresentazione che avevo dato ai loro figli, vero? Mi volevano il meglio a mangiare con noi altri.
come devo dire che questo libro mi ha aperto per le edizioni Mursia di Milano, che erano allora fra le più grandi, eccetera. Mi ha aperto la strada che poi ho percorso su varie zone. A tenere a battesimo il progetto Scuola del Parco del Sile, costruito sul racconto Regno sul fiume, c'era anche il vice sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini. Io l'ho chiamato l'inno del Sile. In quel grande concerto ideale della città di Treviso ci sta bene anche questo inno. Vedi, quando io giro in tutta l'Italia e parlo del Sile, parlo di questa arteria vitale per l'economia, per la salubrità, per la purezza, e dico che è un'acqua sacra. Il Sile quindi come strumento educativo. Per il presidente del parco Alberto Magatton, questo fiume di risorgiva e le sue genti costituiscono un libro tutto da scoprire. Naturalmente dalle tradizioni del Sile si impara molto, soprattutto dalle persone che ci sono sul territorio, che sanno trasferire dei saperi e delle cose che altrimenti andrebbero perdute. Quindi questo libro deve essere anche un momento poi per incontrare le persone sul territorio, per andare anche magari con il barcone, come c'era scritto nel libro, e vivere il fiume dall'interno, viverlo in tutti i suoi molteplici situazioni che il fiume permette. E rientriamo in questo studio ideale dedicato alla ristorazione, ai prodotti di qualità e a questa realtà davvero che scopriamo l'Electrolux con un centro di innovazione straordinario. Vedete, questa è un'altra cucina didattica e abbiamo Guido Albertini che ha appena declinato il prodotto Radicchio Rosso di Treviso IGP in cucina davanti a 30 colleghi del Triveneto utilizzando questa tecnologia straordinaria. Intanto com'è andata, Guido? Molto bene, benissimo, siamo in un ambiente straordinario, meraviglioso, non si può trovare di meglio. Abbiamo preparato il branzino farcito con il radicchio IGP, il melograno e il ginepro. Abbiamo fatto vedere l'esecuzione del piatto, però molto importante anche il modo di cottura che viene fatto. E adesso lo studio invece dell'innovazione e della ricerca è dare dei prodotti così altamente tecnologici ma facili da usare. Ed è vero, ti chiedo a te, è vero, sono facili da usare? È verissimo, perché io proprio in questi 2 o 3 giorni che ho fatto qui, in questa esperienza ho deciso di comprarmi un forno. Ecco, abbiamo invece sentito il consorzio del Radicchio di Treviso che dice cari ristoratori o cari agrituristi o cari pizzaioli, se voi nel menù scrivete Radicchio Rosso di Treviso IGP dovete usare l'IGP, non potete usare qualsiasi cosa. Ma credo sia giusto, e soprattutto per noi ristoratori che da tanti anni che facciamo serate e cerchiamo di propagandare il radicchio in giro per l'Italia e anche per l'Europa, si può dire. E credo che questo sia bene e che venga valorizzato il nostro radicchio, l'IGP, e non altri radicchi che vengono da province o da posti lontani da noi. Ecco, infatti Guido Albertini fa parte con il suo ristorante anche di quel circuito dei ristoratori del radicchio che portano il radicchio, come diceva anche Radicchio sulla Neve in Alto Adige e tante altre serate con Radicchio d'Oro. Beh, allora, diciamo che queste esperienze vanno ripetute, ovvero la campagna con gli imprenditori agricoli, la ristorazione e magari anche la tecnologia. Sicuramente, bisogna seguire la filiera e le sinergie fanno molto bene a tutti, soprattutto alla fine al consumatore. Allora io ti ringrazio, grazie a Guido Albertini. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa prima parte e la seconda parlerà di Asparago di Badoere, di una nuova rassegna di 9 cavalieri, 9 ristoratori che propongono dal 31 marzo in poi proprio questo prodotto. Beh, lo degusteremo con gli occhi tra poco.